Grazie a chi sta dall'altra parte, grazie a voi per averci scelto, ma grazie a Luca Chito che si prende cura in maniera maniacale di questa creatura che è il settimanale, che è Seven, e che quindi lo segue costantemente, giorno per giorno, arrivando poi a comporre quella che è la scaletta degli interventi e raccontarvi il diario, riavvolgendo il nastro dei fatti accaduti in Calabria per una settimana, ma come al solito cominciamo a fare un giro un po' più largo. Questo è il 2020, è l'anno orribile. E facendo una semplice sottrazione tra le cose orribili accadute quest'anno, tornando indietro di 38 anni, era il 1982, quando l'Italia si sentì per un attimo affratellata, ecco così, sotto l'inno dei quindi Fratelli d'Italia, la vittoria dei mondiali, con un personaggio protagonista che era Pablito, ribattezzato Pablito ovviamente, Paolo Rossi, che poi divenne un'icona a livello mondiale dopo quell'anno straordinario. Un anno che era un anno difficile per l'Italia e da lì a poco sarebbero accadute tante cose che ancora oggi non trovano risoluzione. Ma tornando ai nostri giorni, c'è la possibilità di una crisi, c'era la possibilità di una crisi, perché poi le crisi si correggono perché in questo momento ci sono delle alternative, ci sono tante possibilità che possa accadere un rimpasto di governo, perché ovviamente la posta in gioco è alta, il Recovery Fund, e quindi si parla della creazione di una struttura. Nessuno vuole Conte al potere da solo, comunque che diventi la punta di questa struttura piramidale, perché tutti vogliono essere protagonisti e questo lo chiedono a gran voce da tutte quante le parti. Addirittura si potrebbe pensare come ipotesi a un governo tecnico che prescinda dalla sinistra, dal centro e dalla destra, il che ci fa capire qual è l'importanza del momento da un punto di vista economico, però bisogna tenere alta la guardia perché il momento economico è importante, perché il nostro Paese ha bisogno di rinascere, la nostra regione ha bisogno di rinascere, perché le situazioni economiche che sono ovviamente, che derivano da quello che è l'anno orribile del Covid, soprattutto, che ha fatto franare grandi pezzi di economia, questo è innegabile. Per citare la Pinabile bisogna anche fare un parallelo internazionale, perché c'è una situazione importante che il nostro governo non riesce a gestire, cioè l'assassinio di Giulio Regeni. Cioè tutto è stato deciso al Tribunale a Roma, che ha inviato le carte che riguardano 5 agenti che poi sono responsabili, secondo chi ha giudicato, chi ha prodotto questo dossier, dovrebbe intervenire il governo egiziano, ma tutto tace e noi non riusciamo ancora una volta a farci rispettare, a far rispettare la nostra nazione, soprattutto a far rispettare il dolore di una famiglia come quella di Giulio Regeni, che è stato ucciso barbaramente con delle torture, seviziato, e che ancora non trova giustizia. Arrivando alla nostra regione, anche qui ci sono le fibrillazioni, perché è chiaro che se si mantengono le date, quelle ipotizzate del voto del 14, che già il governo in prima istanza, manca solo il Senato, ha già approvato come data possibile, continuano le fibrillazioni, quindi il candidato del centrodestra, il candidato del centrosinistra, un po' più spaccato il centrosinistra, con delle uscite da parte del PD che non vuole i 5 Stelle, addirittura il ritorno in auge anche a livello governativo e poi quindi di conseguenza regionale di Italia Viva e di quello che è il movimento renziano. Ma noi siamo qui per parlare di problemi che ci affliggono nel quotidiano e perché vogliamo restituire una cartolina a voi che ci ascoltate, garantendo probabilmente, speriamo, auspichiamo, la possibilità che ciascuno possa esercitare le proprie scelte. Per cui partiamo con quelli che sono i servizi di questa settimana e ovviamente lanciamo il primo blocco di 2 servizi che sono relativi al Covid-19. Sono diminuiti gli accessi al pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza per il Covid. Si va verso una gestione più tranquilla dell'emergenza dopo l'ultimo mese, come ci conferma il primario di rianimazione Pino Pasqua. Quello che ci tranquillizza un po' è il minore afflusso che noi abbiamo al pronto soccorso. Ancora il numero dei pazienti positivi ricoverati rimane abbastanza alto per quella che è la durata della patologia stessa.
Quindi la tranquillità è solo l'afflusso, il numero limitato e quindi una gestione molto più tranquilla di questa fase. Noi abbiamo un afflusso di 4-5 pazienti al giorno che vengono sistemati, una permanenza in pronto soccorso limitatissima e un turnover dei pazienti che grosso modo ci consente di mantenere questi ritmi e queste percentuali. Ma rispetto alla prima ondata della pandemia ci sono differenze con questa nuova fase per quanto riguarda la terapia intensiva? La patologia nella sua gravità sta esprimendosi in modo veramente forte. Il paziente è stato l'approccio nostro che questa volta abbiamo fatto in modo diverso sul paziente, aggredendolo precocemente con la non intensiva, con diciamo, la terapia subintensiva che ci ha consentito sicuramente delle performance migliori anche sul paziente stesso. Il paziente che arriva in terapia intensiva è un paziente gravissimo, lo dimostra purtroppo quello che è la percentuale non irrilevante di mortalità. Situazioni sotto controllo al GOM, il grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, dove si è passati da 40 a 135 posti destinati ai malati Covid in pochi mesi. D'altronde il bacino d'utenza per il nosocomio supera le 500.000 persone. Fronteggiata l'emergenza seconda ondata, resta la carenza di personale. I medici e tutto il personale sanitario comincia ad essere stanco dei ritmi e dei dispositivi che indossa, che rendono difficoltosa diciamo, l'attività ordinaria. Per cui, atteso che si stanno prodigando nella maniera più ampia possibile, questi ritmi lavorativi non credo riusciremo a mantenerli se non arriva effettivamente un aiuto nel reclutamento di nuovo personale. Non c'è la bilocazione possibile degli stessi numeri. Ma di quanti medici, infermieri OS avrebbe bisogno il GOM? Noi abbiamo chiesto un rinforzo di circa 200 unità. Il problema è che 200 unità destinate solo al Covid significa che i contratti che noi possiamo stipulare adesso avrebbero fine al 31 gennaio 2021, cioè sono tarati sulla fine dell'emergenza Covid per come è in questo momento stabilita, per cui diventano poco stimolanti nell'accettazione da chiunque, perché è un contratto di lavoro in un'area difficoltosa con una durata temporale troppo breve. Purtroppo 1 mese e mezzo di contratto per un anestesista, di cui avremmo anche delle graduatorie, non danno garanzie di prosieguo e né di stabilizzazione che ci permettesse di trasformare questi posti da tempo determinato a tempo indeterminato. In quel caso avremmo un reclutamento più facilitato e più logico. Un nodo da sciogliere, non il solo, vista la non prevedibilità del Covid. Purtroppo il virus è uno sconosciuto, perfetto sconosciuto. Noi ci auguriamo che vada in allentamento, forse con il vaccino, perché dovrebbero cominciare ad essere distribuiti i vaccini e quindi gli operatori sanitari dovrebbero essere i primi ad usufruirne. Però in realtà noi stiamo vivendo ancora di quello che ha generato il lockdown. Io non so, con l'apertura di tutte le attività delle scuole e di quant'altro, che cosa potrebbe succedere. Come non so cosa succederà col vaccino. Quindi cambierà di nuovo lo scenario. Purtroppo questo virus non ha degli scenari fissi, ma sono scenari che si evolvono e quindi dobbiamo andare a valutare passo passo. Lucidissime quindi le analisi che arrivano dai protagonisti di queste due interviste nei due servizi che avete visto uno dietro l'altro da parte di Pino Pasqua, poi arriviamo al GOM di Reggio Calabria e quindi la situazione è probabilmente migliorata soprattutto per quello che riguarda i numeri, ma ricordiamoci che scatterà da oggi la zona gialla, il che vuol dire che probabilmente c'è qualche attenzione, probabilmente per aiutare l'economia, ma siamo in grado eventualmente di reggere l'urto? Perché questa è la domanda che bisogna porsi in questi casi, soprattutto stando al fatto che sì, è arrivato il nuovo commissario, sì, andranno nominati i nuovi commissari, ma quello che deve accadere nella sanità calabrese
chissà quando accadrà, ci auguriamo nel più breve tempo possibile, e quindi il rischio è alto, per cui il nostro invito è quello di mantenere sempre quelle che sono le disposizioni di sicurezza, dalla distanza all'utilizzo degli ausili, perché la situazione non è per niente migliorata, o è meglio, è migliorata per il comportamento corretto di alcuni, ma rischiamo sempre da un punto di vista dei servizi e infrastrutturali di pagare dazio. E questa che vi stiamo per fare vedere è la prova, perché medici specializzanti, graduatorie bloccate, niente assegnazioni ovviamente, e quindi scatta la protesta. Hanno sfidato la pioggia i giovani dottori aspiranti specializzanti in medicina per manifestare tutto il loro disappunto, perché sentite cosa dicono. Il nostro concorso, l'SSM 2020, è stato bloccato dalla burocrazia del rinvio e da più di 2 mesi siamo sospesi. Non abbiamo una graduatoria, non sappiamo se effettivamente il 30 dicembre prenderemo servizio e purtroppo questo andrà a riscuotersi su quella che è la salute dei cittadini. Noi vogliamo risposte dal Ministero e vogliamo semplicemente formarci e lavorare. Ritardi e rinvii per il concorso delle scuole di specializzazione. Queste donne e uomini attendono da oltre 2 mesi di conoscere che fine faranno se hanno superato il test e quali saranno le loro sedi di destinazione. Quello che è successo è che per una serie di ricorsi che si sono succeduti, noi ad oggi ancora non conosciamo né l'esito del nostro test, quindi non sappiamo ad oggi se siamo vincitori di una borsa o meno, non sappiamo dove dovremmo andare a lavorare nel caso, e questo vuol dire che nel momento in cui lo sapremo saremo costretti a trasferirci eventualmente in altre città in meno di 10 giorni, che è una cosa impensabile. Allo stesso tempo è impossibile, a quanto pare, il rinvio dell'assegnazione dopo il 30 dicembre perché le borse di specializzazione rientrano nella legge di bilancio e quindi andrebbero perse. Questo comporta una serie di danni sia a noi personalmente, ovviamente noi siamo danneggiati nel nostro piccolo, nella nostra vita personale, però è un gravissimo problema anche per il sistema sanitario, perché molti di noi non possono attualmente prestare servizio come guardia medica, come USCA, non possono prestare servizio neanche nel 118 per questioni di incompatibilità di contratto. Quindi abbiamo trattato il Covid nei primi 3 servizi da un punto di vista della criticità, della positività se vogliamo, relativamente ai numeri e quindi all'RT che si abbassa, ma anche delle criticità per cui bisogna stare molto attenti. Ma adesso nei prossimi 2 servizi pensiamo all'autodafè, all'autodeterminazione, a quello che si può fare per contrastare quelli che sono gli effetti derivanti dal Covid-19. L'incertezza sui numeri del Covid in Calabria, la fatica di tracciare i tamponi, i tempi lunghi per avere i risultati, la difficoltà di tante persone, famiglie prigioniere dell'attesa in un sistema che sembra bloccato. A Cosenza a rivolgersi all'azienda sanitaria provinciale sono le associazioni di volontariato. La proposta di collaborazione parte da Stella Cometa, che nel secondo lockdown ha raddoppiato le famiglie a cui fornisce servizi e supporti. Si è passati dai 300 ai 600 nuclei familiari a cui fornire generi di prima necessità e anche farmaci, il bisogno che cresce in una realtà mutata e imprevedibile. Ecco allora che la rete di volontari chiede di essere formata e rendersi utili anche in tempi di pandemia. Ci sono le ASP che non riescono a contattare chi si autodenuncia e quindi si arriva a fare le interviste per poi fare i tamponi con tanto ritardo. Ci siamo, formateci. Io ho mandato una mail alla Regione Calabria, ho detto io mi rendo disponibile, formate me e io formo i volontari. Lo farò ciclicamente man mano che raggiungerò le disponibilità anche delle altre associazioni. Così facciamo un servizio più capillare sul territorio.
la solidarietà non va in vacanza e i volontari della Terra di Piero, devo dire, si stanno veramente adoperando per dare un supporto concreto alle tante famiglie in difficoltà della nostra città, alle tante persone che non hanno neanche una casa. Ecco, vedete, in questo momento Mario sta inquadrando i pasti che si stanno realizzando in questo ristorante, e tra l'altro c'è anche questa una bella storia di solidarietà. Ci sono molti ristoranti della città che a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria non lavorano. Allora hanno messo a disposizione le loro cucine proprio per dare la possibilità di preparare dei pasti caldi appunto per tantissime persone che vivono in stato di bisogno. Allora noi siamo in compagnia di Ciccio Chiarella, dicevamo la solidarietà non va in vacanza. Voi avete iniziato con il primo lockdown e non vi siete più fermati? No, sì, effettivamente non ci siamo più fermati. Dal primo lockdown ci siamo resi conto nell'immediato, da quando Conte ha dichiarato l'Italia zona rossa, ci siamo resi conto che i nostri concittadini, moltissimi, avevano bisogno di un aiuto immediato. L'aiuto immediato ci è venuto in mente di iniziare da quello che il nostro Piero Romeo ci ha insegnato: cucinare per chi ha bisogno. Abbiamo iniziato a cucinare per 34 persone, per 34 pasti, siamo arrivati a servire 620 unità. In parallelo a questa attività c'è stata l'attività di provare a fare delle spese che potessero dare alle famiglie un'autonomia, un aiuto. Siamo arrivati anche in quella fase a 1200 spese. In parallelo a questo le iniziative sono state tantissime, come quella dei detenuti, dove i detenuti hanno cucinato per i poveri, quindi un ritorno alla società, dove le altre comunità, quelle senegalese, marocchina, si sono unite nella nostra sfida e ci hanno aiutato tantissimo. Al secondo lockdown si è ripartiti e si è registrato subito l'esigenza di ricominciare. Siamo arrivati come al solito a un numero di pasti abbastanza consistente, qui si parla di 320 pasti. Quante sono le persone alle quali voi date una mano concreta? Sono intorno ai 180 nuclei familiari, di cui composti da 320 persone. E ci sono anche quelle persone che, come dicevo prima, una casa non ce l'hanno? Sì, proprio siamo partiti proprio da loro, dai senza tetto. Abbiamo fatto una mappatura personale, siamo andati a parlare, a discuterci, a cercare i loro effettivi bisogni. Diciamo che là si parla di una cinquantina, sessantina di unità. In un momento in cui le fasce deboli sono state duramente colpite dalla pandemia e dagli effetti nefasti e devastanti, quando le istituzioni mancano, esistono per fortuna le associazioni no profit, le associazioni come la Terra di Piero, che ringraziamo ovviamente, un plauso va a loro, che si sostituiscono quindi alle istituzioni e vanno in soccorso alle persone che hanno realmente bisogno, e questa è una dimostrazione di quello che è il cuore di questa grande nostra terra e non è assolutamente da trascurare, assolutamente dobbiamo ricordarcelo, perché questo è certamente un punto di forza che ci riguarda, che dovremmo tenere vivo ogni giorno della nostra vita, perché questo probabilmente è lo scopo primario, non l'ultimo. Cambiando argomento, spostandoci dal Covid, parliamo di economia, che è l'altro tema centrale che è relativo e che riguarda la nostra terra, perché parliamo di un posto importante, lo abbiamo trattato a più riprese. Si parla delle Terme Luigiane. La Sateca, che è la società di gestione, chiude i battenti e quindi ci sono per strada, o rischiano di esserlo, 250 dipendenti con tutto quanto l'indotto compreso. La Sateca annuncia la chiusura delle attività per le Terme Luigiane, un giorno nero, 250 i posti di lavoro a rischio. È la giornata che veramente non ci aspettavamo. Negli ultimi anni ripetutamente minacciata, ma mai arrivata a questo livello di concretezza, perché purtroppo ci sono state una serie di azioni da parte delle amministrazioni comunali, una serie di atti che non consentono all'azienda che finora ha gestito le Terme Luigiane, la subconcessione, appunto la Sateca, di proseguire nell'attività.
Noi avevamo un accordo stipulato in prefettura lo scorso febbraio 2019 secondo questo accordo i comuni si sarebbero impegnati a ad avviare l'iter procedurale per la definizione di un bando, attraverso un bando di un nuovo subconcessionario. Fino al subentro del nuovo subconcessionario noi avremmo avuto questa garanzia di poter continuare a lavorare, anche per evitare questi stop continui, perché non è la prima volta che trattiamo della questione Terme Luigiane e della possibilità di chiusura. Purtroppo l'accordo della prefettura non è stato tenuto in nessun conto dai due comuni. La regione tace con un silenzio assordante. Ricordiamo che la regione è proprietaria delle acque termali. I comuni hanno deciso di porre fine al rapporto concessorio con la Sateca SpA in maniera arbitraria e unilaterale, e noi siamo 250 dipendenti della Sateca che resteremo appunto senza occupazione. Economia, chiaramente, che però parte e passa attraverso una delle principali risorse o comunque quella che dovrebbe essere una delle più grandi risorse economiche della nostra regione, che è per l'appunto il turismo termale in questo caso. E fa specie il silenzio della regione, che pur sta investendo in ristori, o almeno dal punto di vista dei bandi, tanti bei soldini o soldoni se vogliamo, ma dovrebbe probabilmente qualcuno preoccuparsi di far sì che un importante impianto termale apprezzato in lungo e in largo, non soltanto in Italia ma anche nei confini extra italiani, quindi europei, rischi di chiudere e quindi poi di mandare a casa 250 professionisti che lavorano all'interno delle terme. C'è da aggiungere poi una nota a margine che è uscita da parte dei comuni di Guardia Piemontese ed Acqua Appesa, che restituiscono alla Sateca, al mittente, quindi le accuse, perché loro sono disponibili ovviamente a far tutto il possibile perché questo impianto non chiuda. Seguiremo questa ovviamente liaison dangereux e proveremo a darvi delle notizie ovviamente fondate come noi abitualmente facciamo e quindi trasmetterle. Ancora economia, e parliamo di Italia, di nazione, quindi qualcosa che ci riguarda anche da vicino. Al via il piano Italia cashless, c'è stata l'app ma è stato immediatamente un crash. Si chiama cashback ed è un piano parziale di rimborsi per i pagamenti elettronici effettuati soprattutto nel periodo natalizio, ma non tutti sono al passo con i tempi. Sono un po' titubante io. Quindi non la scaricherà? Non lo so, può essere che la scarico, ma non credo. Sì, io sì. Quindi l'ha già utilizzata? Ancora no, stiamo aspettando. Ha fiducia in questa nuova misura? Sì, penso di sì. Ho scaricato l'app io. Bisogna sempre avere fiducia, a meno di smentita, come si dice. Quindi è sicuro di fare acquisti per magari avere un rimborso del 10% come ha detto il governo? Sono sicuro di fare qualche acquisto, ma soprattutto lo faccio perché condivido l'idea di passare al pagamento elettronico, no? Cioè di incentivare le persone al pagamento cashless. Ci provo. Io la controllo tutti i giorni e mi auguro sempre che la risposta sia negativa. Poi se funziona o non funziona non sono in grado di dirlo. Però siccome è un periodo di acquisti natalizi, magari è un incentivo a pagare con la carta di credito. Questo io l'ho sempre fatto, perché siccome le tasse le pago vorrei che le pagassero tutti gli altri, da sempre. Se ne occupa mio marito. Non so cosa sia. Quella per rimborso 150 euro. No. È interessante, sicuramente lo farò. Ma se non vuole partecipare a questo primo... No, che non voglio partecipare, non ho avuto il tempo materiale per fare, anche perché da quello che ho letto ho sentito in TV è andata in tilt per l'eccessivo accesso al sistema informatico. Ritengo comunque una questione al passo con i tempi che va fatta. Tutto sommato, ogni volta che ci sono le operazioni si raggiunge quel tetto, sono un rimborso di 150 euro che
Comunque oramai la questione elettronica deve essere affrontata, migliorata e amplificata, perché anche io che insomma non siamo, però la maggior parte delle spese vengono affrontate sempre con il bancomat, al supermercato, anche per evitare di portare contanti, soldi spicci e quant'altro. Io la trovo una cosa tutto sommato, al netto poi delle previsioni che ci saranno, interessante. In alcuni esercizi commerciali non sono ancora aggiornati, in questa fase chiamiamola sperimentale, e come le ultime iniziative governative ci sono ritardi nella registrazione dovuti al cosiddetto click day che ha mandato in tilt l'intero sistema. Ora è chiaro che bisognerebbe anche affrontare il ragionamento da un punto di vista dei costi delle transazioni fatte con le carte magnetiche, quindi con le carte di credito, con i Pago Bancomat. C'è anche un'altra riflessione da fare, che tantissimi italiani non hanno scaricato l'app Immuni per una questione di privacy, e poi invece adesso, in questo momento, con il cashback, siamo disponibili a dare addirittura il nostro codice fiscale, il nostro numero di conto corrente, questo sì. I paradossi di questa nostra nazione, però chiaramente ciascuno è libero di fare ciò che vuole, soprattutto se poi questa app e questa iniziativa potrà funzionare. Siamo giunti al termine di questo numero di Seven, ovviamente vi rinviamo a quello che è l'appuntamento della prossima settimana, quando proveremo ancora una volta assieme a voi a ricapitolare quelle che sono le notizie e gli argomenti trattati principalmente dalla nostra redazione giornalistica, che salutiamo e a cui auguriamo ovviamente un buon lavoro. Prima di andarcene vi segnaliamo che sono stati nominati i vincitori di un premio importante, un premio letterario, il premio Palmi, che ha diverse sezioni e che è arrivato al quarto di secolo, importantissimo, e poi è una notizia importante che il primo premio letterario che viene concepito e messo in vita da un'amministrazione pubblica 25 anni fa. Per cui se volete cercate sui siti e sui social per capire chi sono i premiati. Intanto vi anticipiamo però che nella sezione Sud del Mondo, che riguarda le personalità importanti della cultura, della politica, del fare attivo e quotidiano, il premio Palmi per il 2020 è andato a Mimmo Lucano. Con questa notizia vi salutiamo, alla prossima domenica e buon ten a tutti.